Questa è Radio Web Social. 31esima di campionato Catania-Potenza, il Catania che dopo la sconfitta di Avellino cambia ancora sulla panchina. Lucarelli trova un accordo con la società e al suo posto fino a fine stagione arriva mister Zeoli. Chiederemo ai tifosi quale sarà davvero l'obiettivo di questa squadra per questa stagione. Diciamo che innanzitutto dobbiamo arrivare ai playoff, è la cosa più importante per noi, e allora è inutile andiamo a giocare a vincere la Coppa di Serie C. Penso che non ci servirebbe se non arriviamo nei playoff. Diciamo che non mi va male che questo allenatore in seconda, almeno vedendolo la prima volta quando è stato con l'Orimini l'ho visto molto bene. La partita diciamo che mi è piaciuta, messa in campo, almeno gli uomini messi in campo da lui. Poi aspettiamo, oggi mi auguro di vincere. L'esonero di Tabiani, l'esonero di Lucarelli, adesso la società prende Zeoli. Realmente i calciatori sono con le spalle al muro, qualcosa cambierà o c'è ancora un problema che non può essere risolto per questa stagione? Allora io mi auguro che cambierà qualcosa perché è veramente una stagione da dimenticare. Non lo so, la reazione la vedremo oggi. In realtà la vera reazione si vede oggi che siamo in campo con un allenatore in seconda che è Zeoli. Aspettiamo, vediamo, mi auguro che a fine partita la porteremo a compimento anche oggi. Grazie. Ma che dici? Accompagna suo figlio ogni domenica allo stadio? Ma quando è possibile sì, con piacere. Anche lei è una tifosa del Catania? Ma sicuramente sì, sono un catanese. Quest'anno ha sentito parlare del Catania bene o male, è andato bene, è andato male? Sì, devo dire che ha cominciato bene, però ora un pochettino ci riprenderemo. Il risultato per la partita di oggi è un risultato secco? Ma spero un 1-0 per noi. Grazie, Forza Catania! Poi Forza Catania. Catania-Potenza arriva anche l'addio di Lucarelli. Cosa può fare il Catania in questa stagione? Cosa deve provare a fare? Si può ancora salvare qualcosa? Secondo me sì, paradossalmente una stagione che praticamente è fallimentare sotto tutti i punti di vista può improvvisamente con un numero di partite dei playoff che sono circa 6 rilanciare il Catania a livello di promozione in Serie B, quindi anche se non lo merita potrebbe appunto aspirare ad essere una delle concorrenti per la Serie B. Grazie. Prego. Catania-Potenza, Lucarelli va via, il Catania mette Zeoli in panchina. Si può salvare qualcosa ancora in questa stagione? Io penso di sì, perché se Zeoli riesce ad amalgamare questi giocatori che sono uno per uno sono bravissimi. Il problema è che il calcio si gioca in 11 e quello è il problema. I giocatori che ha il Catania in Serie C non li ha nessuno. Zeoli può darsi che da pompate le famiglie riesce ad amalgamare. Grazie. Catania-Potenza con Zeoli. Cosa cambierà? Lucarelli, Zeoli, Tabiani, stagione del Catania. Sicuramente ci sarà un altro Catania. Finalmente con un modulo semplice, è uscita da poco la formazione, finalmente una squadra lineare con un modulo lineare, che proprio tecnicamente lo conoscono tutti i giocatori, era quello che facevano a inizio anno. Sono contento dell'assenza di Chiricò perché onestamente rallenta soltanto il gioco ed è fine a se stesso e dimostra di non essere da Catania, quindi io sono ottimista. Grazie. Prego. Allora, secondo me che vedo il Catania da tanto tempo, secondo me Zeoli è una persona che comunque ha dato tanto alla città. Non posso commentare le parti tecniche, però secondo me farà del bene, speriamo che dia una scossa anche qualcosina per la rimanenza del campionato, che più di altro non posso dire, ecco. Un risultato per la partita di oggi? Secondo me vinciamo, oggi vinciamo come dice lui, oggi vinciamo perché appunto a volte servono le scosse. È arrivato Zeoli, io mi ricordo Zeoli qua aveva segnato un colpo di testa fantastico contro il Cosenza in Serie C, speriamo che lui dia qualcosa, già penso che abbia giocato. Grazie. Grazie a voi ragazzi.